Servizi idrici, igiene ambientale, trasporto pubblico, fornitura gas. Confservizi Veneto ha fatto il punto sullo stato di salute e le prospettive future delle imprese di servizi di proprietà degli enti locali e a capitale pubblico-privato, un universo in evoluzione e in salute. Il sistema veneto delle aziende che erogano servizi di pubblica utilità rappresenta un'eccellenza nello scenario nazionale, sia in termini di produttività, efficienza e di qualità. Ad affermarlo è il presidente Massimo Bettarello dopo l'assemblea dei soci tenutasi il 9 novembre a Vicenza nella Basilica Palladiana, dove attraverso la delibera delle nomine è stato riconfermato per il triennio 2018-2021 come presidente di Confservizi Veneto, l'associazione delle public utilities. Lo scopo principale che ho illustrato in assemblea sarà quello di andare ancora più vicino a ritagliare i servizi che noi offriamo sulla base delle esigenze dei nostri associati. Questo è il mio compito primario. Oltre a questo ovviamente il core business di un'associazione di categoria che è quello di fare lobbying, quindi di andare a incontrare i rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali, della regione e anche a livello nazionale per veicolare miglioramenti nel sistema. La sfida è quella del mercato. Noi come Confservizi abbiamo sempre promosso fenomeni aggregativi, abbiamo deciso di allargare e di rientrare in settori che sono contigui ai nostri settori classici, quindi abbiamo esteso il nostro campo di azione al mondo dei mercati generali ortofrutticoli perché sono legati sia alle tematiche ambientali e alle tematiche della cogenerazione e della biogenerazione di energia, e al settore di parcheggi perché sono direttamente collegati ai sistemi di mobilità e di viabilità. L'impegno di Confservizi Veneto quindi sarà quello di rafforzare l'associazione con un ruolo strategico nello scenario industriale e sociale del Veneto e attirare così maggiori capitali di investimento necessari per ammodernare le reti idriche, le impiantistiche complesse del ciclo integrato delle acque, dei rifiuti e dell'energia, oltre ai parchi mezzi del trasporto di persone. Un'eccellenza anche sul piano delle aggregazioni e delle fusioni, come dispongono le linee normative nazionali, soprattutto nel rispetto delle più selettive regole del libero mercato. Una continuità che si riflette sul stato di salute delle nostre aziende associate, delle aziende pubbliche di servizi, che già nel 2017 tutte quante hanno fatto registrare bilanci in positivo, e anche dai segnali che abbiamo anche nel 2018 avremo tutta la regione con le aziende pubbliche con i bilanci in positivo. È un grande segnale che diamo al mondo economico, produttivo e anche a quello finanziario, perché vuol dire che sono aziende sane che sanno stare nel mercato e sanno affrontare il libero mercato anche se hanno il capitale pubblico. Un grande messaggio che vogliamo dare è che le aziende pubbliche sono molto sensibili all'ambiente, sia per quanto riguarda i rifiuti, perché siamo la prima regione per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti, ma siamo anche la prima regione per quanto riguarda la produzione di energia dai rifiuti.